casino, Luisa, ma... Allora, sai che io faccio capugliato? No, vabbè, un Oggi ti capugliato. porto a Vittoria, noto paese. Mi stai Faccio la pace emozionando. o capugliato? Però ci vuole l'olio buono, grazie papà. No, Ma Giuseppe, andiamo a Chiaramonte Golf, un salto a Chiaramonte Golf, prendiamo un po' di olio di tonno e bea, dove lo metti nella padella? Sì, dai, facciamolo vedere subito. Ok. Siamo subito. Un olio unico, già il colore che si vede, zoomate, usate i vostri zoom per questa ricetta. Ok. Bene, grazie, siamo contenti che sei con noi, mi raccomando, andate a seguire anche voi il contadino per passione. È agricoltore, ma siamo là. Ma signor, proprio già stanno anni in ombra. è l'orario. Sì, ma passare glicemia. Abbiamo questo prodotto unico, un capugliato. Allora, intanto c'è da dire una cosa, che sul capugliato sta che no, che è finito pure uno pesto, addirittura anche Tutto banno. grandi distributori stanno mettendo il capugliato. Sono contentissimo. Sì, Ma anch'io. lui, ma come si fa sto capugliato? Che significa? Con Allora, tanta pazienza. Intanto ci va la pazienza, Infatti. intanto. E poi ci va che andando a fare gambe. Aspettiamo che viene il mese di luglio, mettiamo il pomodoro, lo spacchiamo, mettiamo su e poi aspettare, poi la mano girare. E c'è pure Fino a un'altra cosa che io mi insegnaio. Vediamo che sto cos'abbia. A svuotare, si dice a Vittoria. Ah, Perché così. quando si va a tagliare un pomodoro non a così, ma Ah, orizzontale dietro, certo. e poi quando si asciuga dopo il primo Si fa, giorno si si fa. rape, perché se no c'è un I punti si vanno ad allargare. Come si chiama? svuotare, robo dico. Svuodico. Che sbuddicolo. Io sono violenza nei video. Cose. Taglia. Va bene, la pasta già ce l'abbiamo qui. Noi andiamo a usare dei tagliolini, possono usare spaghetti, insomma. Andiamo a vedere come realizzare questo ottimo capugliato. E ve lo faccio vedere da vicino. Va bene? Andiamo avanti. Il piatto non è carne macinata, ma è il pomodoro secco nel ragusano. Andiamo a mettere intanto il sale. È impressionante, vi vorrei far vedere la luce che abbiamo creata. Incredibile, ragazzi. Quindi, e un attimino, scusate, abbiamo l'audio per cucina sicura. A questo punto, Luisa, buttiamo la pasta. Sì, buttiamo le linguine. Sì. E andiamo anche quindi a... Ci mettiamo tutto. Sì, bella assai capugliata. Abbiamo messo qui l'aglio, l'olio e anche O capoliato. il capugliato, ecco. Quindi adesso dovrà cucinare e poi aggiungeremo l'acqua di cottura. Perfetto. Quindi la pasta dovrà fare tutta la cottura, giusto? Sì. E poi andiamo a unirle. Ecco, siamo pronti. E quindi vedete la pasta è pronta? Sì, ora io già avvidio così. Wow. Perché mi va a servire anche un po' quest'acqua della cottura. Ci serve ora per saltare, insomma, per amalgamare gli spaghetti col capugliato. Perfetto. Così, questa ricetta molto semplice, diciamo che è anche una variazione a pasta aglio e olio, va? Sì, sì, Praticamente. è buonissima, eh? E infatti questo capugliato ha un'origine antica perché non c'è bisogno di metterlo nel frigorifero. No. Praticamente si conserva. Allora, sai che ti dico, Andrea? Sì. Lo possiamo impiattare. Pronti? Ok. Via! Pronto per l'assaggio! No, tutti che volete assaggiare, ma qua c'è chi deve Lavora. sistemare il piatto. Mo ci proviamo, vediamo che succede. A posto, bravissimo Andrew. Sì, ancora, ma vedi che lo riusciamo a combinare. Vediamo. Ok. Ok, adesso lo stringiamo un po'. Vabbè, è molto... Ora così, ci mettiamo ci capugliati un po' sopra. E Siamo un goccio d'olio. nella fase rustica, eh. Ok, mettiamo un po' di capugliato. Ancora. Potete anche mettere il basilico, non è un peccato. Ok, quindi una volta messo questo capugliato, adesso aggiungiamo l'olio e il piatto è pronto. Già lo so che non vedete l'ora di vedersi assaggiarlo. Assaggiamo, vai. Oh, uno con corpo, Vai. beh. Un goccio cavallo. Non si ci può vuole. tornare, mi raccomando. Perché sennò dobbiamo prendere i piatti. Ora ci siamo seduti No, a no. tavola. Ok. Quindi uno con corpo, 1, 2. È bello sto capugliato.
Basta, basta, se No. non il piatto a parte. Se no, Buonissimo. Vabbè, Massaro viaggio no. non ne commenta. Non mangio il suo viaggio, Infatti, solo viaggio io basta. mangio. Continua E io Ya, ma buonissimo. bello, allora, cioè, questo sapore locabulato è unico, è Buono. diziosissimo. Buono. Hai fatto bene, anche se c'è poco pipe, tu ne ci mettono troppo pipo. No, e non piccante gli al punto Perfetto, giusto, eh. buonissimo, buonissimo. Ah. complimenti per l'olio, perché poi l'olio Complimenti è a Giuseppe. sai come dicono la torta, la massia, sì, e poi non c'è la panna buona, non c'è il ricotta, non Ogni, c'è- ogni elemento deve essere importante. È Perfetto. importante. quindi ci siamo, è veramente un piatto unico, un piatto qui regionale, grazie a tutti. Molto probabilmente anche questo piatto farà parte di questo libro di 40 ricette di tutte le province siciliane. Beh, Luisa, ma allora se io voglio vedere le tue ricette, che devo fare? Dove ti trovo? Dove ti A trovo? me mi trovo nel Facebook. Ah, io mi trovo Vittoria. TikTok, e Instagram e YouTube. E Le come- ricette di Luisa. Ecco, A Giuseppe dove le Ah. troviamo? Sempre negli stessi canali social, quindi Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Agricoltore per passione. Seguitemi per un orto spettacolare. Bravissimo Giuseppe. Grazie. E io vi aspetto su ricette flash, soprattutto YouTube, ma ci sono poi in tutte le salse. Ragazzi, grazie assai. Non sappiamo come ringraziarvi perché sul canale sta yendo a bomba. Grazie, ma non lo so, grazie, l'altro grazie. giorno mi spavento pure a vedere che da centinaia di persone che passate, grazie di cuore. Grazie, Noi grazie. ci abbiamo messo un minimo e speriamo che questa esperienza possa essere anche per voi utile, quindi scriveteci qualche ricetta nascosta, fateci anche qualche spoiler Sì, vero, giù nei vero. commenti, lasciate un Vero. like e alla prossima. Insomma, Salve a tutti, ciao, Ciao. salve Enrica. Ciao, ciao.